Sono Luca Simula, sono l'amministratore delegato dell'azienda di famiglia, sono figlio d'arte, la mia famiglia è stata iniziata da mio padre nel 93 e io ho iniziato esattamente 20 anni fa, nel 1998, che coincideva con i problemi della Sardinia Gold Mining, per cui la San Martino era senza acqua. Sono passati 20 anni e oggi l'azienda, non solo dopo aver ripreso in pieno l'attività, ha raggiunto la leadership di mercato in Sardegna, diversi premi internazionali e l'azienda sta sempre più evolvendo sotto l'aspetto tecnologico e di marketing. La San Martino innova avendo sempre le orecchie rivolte al mercato, quindi sia da parte dei consumatori che degli addetti ai lavori, pertanto grazie anche al contributo di un grosso finanziamento che siamo riusciti a prendere con la Regione Sardegna, a breve saremo pronti per accontentare i gusti dei nostri clienti con innovazione di nuovi prodotti. Nel frattempo abbiamo anche ricreato l'acqua così come sgorga dalla sorgente, la nuova versione Pink che oggi stiamo producendo per l'ennesima volta, è un prodotto che sta avendo un grande successo soprattutto nel genere femminile. Le prospettive di mercato sono innumerevoli per la San Martino, in quanto dopo che verrà completato l'annovamento tecnologico, l'azienda potrà essere pronta per affrontare anche i mercati oltremare con le referenze in vetro adatte appunto all'export.